Ieri l'Italia è stata chiamata alle urne, gli elettori premiano la destra e per la prima volta sarà una donna a guidare il governo. Elezioni in Sicilia per la scelta del nuovo governatore degli inquilini dell'ARS. A Licata 26enne minaccia e ferisce la madre che non vuole dargli i soldi per la droga. 47enne incensurata di canichetti in casa con 80 grammi di cocaina e 4.000 euro in contanti. 34 anni fa la mafia uccideva Mauro Rostagno, attivista e giornalista. Iniziativa sull'Alzheimer, Ruffine d'Agrigento presenta docufilm, 8ª edizione di Sicilia in bolle, intrattenimento, raccolta fondi al caos, scuole premiate al Couscous Fest. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica, oggi è il day after. Ieri 25 settembre l'Italia è stata chiamata alle urne per eleggere premier e deputati di Camera e Senato. Gli elettori premiano la destra e per la prima volta è una donna a guidare il governo. La Sicilia è andata alle urne anche per scegliere il nuovo governatore e i nuovi inquilini dell'ARS. Vediamo. I risultati del voto in Sicilia, dove oltre che per le politiche si votava anche per l'elezione del Presidente della Regione e dei parlamentari all'Assemblea regionale, confermano sostanzialmente anche nell'isola la vittoria del centrodestra, sia pure con qualche variabile, soprattutto per quanto riguarda le politiche dove si registra un exploit del Movimento 5 Stelle. La vittoria di Renato Schifani alla Regione sembra scontata, anche se gli scrutini per l'ARS cominceranno soltanto nel pomeriggio. In base agli ex poll, il candidato della coalizione di centrodestra viene accreditato con una forchetta compresa fra il 37 e il 41%, una percentuale superiore di circa 13 punti rispetto a Cateno De Luca, l'ex sindaco di Messina e leader di Sicilia. Vera la sorpresa, viene accreditato di un risultato compreso fra il 24 e il 28%. Dietro di lui la candidata di sinistra, PD e Centopassi, Caterina Chinnici, tra il 15,5 e il 17%, quindi il rappresentante del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, accreditato tra il 13 e il 17%. Proprio la rottura dell'alleanza tra il PD e i 5 Stelle, avvenuto alla vigilia delle elezioni dopo lo svolgimento delle primarie con l'affermazione della Chinnici, ha impedito qualunque chance di contendere la vittoria finale al centrodestra, molto indietro gli altri due candidati che sarebbero il vicepresidente della regione Gaetano Armao, in corsa per il terzo polo di Calenda, e la rappresentante del Movimento Siciliani Libera Eliana Esposito, indicata tra l'1,5 e il 3,5%. In base a questo risultato, il terzo polo non riuscirebbe a superare la soglia di sbarramento all'ARS del 5%, rimanendo pertanto fuori da Palazzo dei Normanni. Più complessa è l'analisi del voto per le politiche, dove il Movimento 5 Stelle si afferma come il primo partito dell'isola, con percentuali che variano tra il 27 e il 30%, grazie anche all'impegno in campagna elettorale nelle piazze siciliane del suo leader politico Giuseppe Conti. Fratelli d'Italia è dietro di circa 10 punti, ma comunque conferma anche in Sicilia la sua forza elettorale come primo partito del centrodestra, bene anche Forza Italia, che ottiene un risultato superiore a quello del resto d'Italia, intorno al 10%. Il PD conosce invece un vero tracollo, superato in alcuni collegi perfino da Sicilia Vera, del messinese Cateno De Luca. Il terzo polo di Calenda viaggia invece intorno al 5%, la percentuale prevista come soglia minima di sbarramento alla regione. Il partito di maggioranza assoluta nell'isola tuttavia si conferma quello dell'astensione, un dato preoccupante per le regionali. Hanno votato il 48,62% degli aventi diritto, sia pure in leggero aumento rispetto a 5 anni fa, e anche questo è un dato con il quale le forze politiche di maggioranza e di opposizione dovranno fare i conti. Ho voluto fare un rapido commento ovviamente di questa giornata, ovviamente rimandiamo a domani tutte le valutazioni più profonde, insomma più complete sul risultato elettorale. Sapete meglio di me che i dati sono ancora insomma non definitivi, però mi pare che da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani
in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. E quindi probabilmente il tempo in cui gli italiani potranno nuovamente avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne. È qualcosa con cui io credo, spero, che tutti quanti vorranno fare i conti, perché noi abbiamo fatto una campagna elettorale oggettivamente, anzi abbiamo vissuto una campagna elettorale oggettivamente non bella, una campagna elettorale nella quale i toni sono stati al di sopra delle righe, una campagna elettorale violenta, una campagna elettorale aggressiva che noi abbiamo subito perché la responsabilità era di altri, però penso che la situazione nella quale l'Italia versa, la situazione nella quale versa l'Unione Europea, la situazione nella quale con la quale complessivamente dobbiamo confrontarci, sia una situazione particolarmente complessa che richiede, diciamo così, il contributo di tutti, che richiede un clima sereno, che richiede quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico. Ovviamente io posso essere e sono rammaricata ancora, perfino stasera, per i dati sull'astensionismo. Ci sono ancora tanti italiani che scelgono di non votare. Ho trovato tra le emozioni più grandi che mi ha regalato questa campagna elettorale alcune di queste emozioni le ho avute quando qualcuno mi diceva, e magari erano persone anche avanti negli anni, e mi dicevano: non ho mai votato in vita mia, quest'anno sono andato a prendere la tessera elettorale perché ho deciso che voto Fratelli d'Italia. Mi ha regalato una grande emozione perché credo che la sfida con la quale ognuno di noi deve confrontarsi sia tornare a far credere nelle istituzioni, far sì che i cittadini possano fidarsi delle istituzioni. È un lavoro che ancora richiede, che ancora dobbiamo fare, che dobbiamo fare ancora meglio, perché ci sono troppi italiani che ancora scelgono di non fidarsi delle istituzioni. È il motivo per il quale abbiamo sempre detto che il nostro principale obiettivo sarebbe stato quello di ricostruire il rapporto tra lo Stato e i cittadini, tra le istituzioni e i cittadini, piena dignità nel rapporto tra Stato e cittadini, perché siamo cittadini liberi, non siamo sudditi, ed è importante ricostruire questo rapporto. Ovviamente il fatto che Fratelli d'Italia sia il primo partito in Italia significa tante cose per tanti di noi. Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio, è sicuramente una notte di riscatto, è sicuramente una notte, diciamo, di lacrime, di abbracci, di sogni, di ricordi. È una vittoria che io voglio dedicare a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata. Quindi è importante capire che se saremo chiamati a governare questa nazione, lo faremo per tutti. Lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo, di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide, perché il grande obiettivo che ci siamo sempre dati nella vita e che ci siamo dati come forza politica è stata quella di fare sì che gli italiani potessero essere nuovamente orgogliosi di essere italiani, di sventolare la bandiera tricolore. È il nostro compito ed è il compito che onoreremo se saremo chiamati a governare questa nazione. Ovviamente io devo fare dei ringraziamenti e chiudo. Devo ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, la Lega, Forza Italia, Maurizio Lupi, Noi con l'Italia, tutta la coalizione di centrodestra, perché nessuno si è risparmiato in questa campagna elettorale. È stata una campagna elettorale bella per noi, è stata una campagna elettorale nella quale le polemiche le abbiamo lasciate ai nostri avversari e tutti quanti abbiamo davvero dato il massimo per arrivare a questo risultato. Voglio ringraziare tutti quegli italiani che non hanno creduto alle menzogne e alle mistificazioni che venivano costruite intorno a noi, che hanno scelto di venire a ascoltare con le loro orecchie nelle tante piazze nelle quali parlavamo direttamente con i cittadini, che hanno scelto di incitarci, di accompagnarci, di spronarci in questi anni
e in particolare in questo ultimo mese, noi sapevamo che a un certo punto gli italiani lo avrebbero capito. Quello che ci racconta questa notte è che le scommesse apparentemente impossibili sono possibili. Allora io ricordo, e chiudo e vi ringrazio, che in uno dei primi eventi di Fratelli d'Italia citai una frase di San Francesco che diceva: tu cominci a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile e alla fine ti scoprirai a fare l'impossibile. È quello che abbiamo fatto noi. Grazie a tutti. Non sono ancora definitivi i dati dello spoglio delle elezioni politiche, ma ormai si va delineando il quadro degli eletti nei collegi uninominali. Questi l'elenco in via di definizione: Sicilia 1, Palermo, eletto Davide Aiello, Movimento 5 Stelle, UO2, Palermo 2, Carolina Varchi, centrodestra in netto vantaggio. UO3 Bagheria, Saverio Romano, centrodestra. UO4 Gela, Michele Brambilla del centrodestra. UO5 Agrigento, che interessa il nostro collegio, appunto l'Agrigentino Calogero Pisano del centrodestra. UO6 Marsala, Marta Fascina del centrodestra. Sicilia 2, UO1 Ragusa, Antonio Minardo del centrodestra. UO2 Catania, in vantaggio Valeria Sodano del centrodestra. UO3 Collegio di Acireale, Francesco Salvatore Ciancitto del centrodestra. UO4 Siracusa, Luca Cannata del centrodestra. UO5 Barcellona Pozzo di Gotto, Tommaso Calderone, centrodestra. UO6 Messina, Francesco Gallo, De Luca sindaco. Vediamo gli eletti al Senato in Sicilia. Sicilia UO1 Palermo, Dolores Bevilacqua, Movimento 5 Stelle. UO2 Marsala, Raul Russo del centrodestra. UO3 Gelia, che interessa il nostro collegio, vede vincente Stefania Craxi. UO4 Catania, Nello Musumeci, già presidente della regione uscente del centrodestra. UO5 Siracusa, Salvatore Sallemi del centrodestra. UO6 Messina, Daphne Mussolino, De Luca sindaco. Adesso la cronaca. Minaccia la madre ripetutamente affinché gli consegnasse i soldi necessari per acquistare la droga e, a rifiuto del genitore, ha estratto un coltello e l'ha colpita alla mano sinistra. È accaduto a Licata, dove un 26enne del posto è stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato agli ordini del vicequestore Cesare Castelli per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il giovane è stato trasferito al momento in una comunità terapeutica in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. In casa con 80 grammi di cocaina e 4.500 euro in contanti, oltre materiale per tagliare e confezionare la droga. Blitz congiunto della squadra mobile di Agrigento e degli agenti del commissariato di Canicattì. A finire in manette una donna incensurata, 47 anni del posto. L'accusa contestata è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La donna, su disposizione del pubblico ministero, è stata momentaneamente posta ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Proseguono invece le indagini per risalire ai canali di approvvigionamento della donna. L'attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini ad Agrigento al Teatro Pirandello per presentare il docufilm Perdutamente nell'ambito del convegno dal titolo La malattia di Alzheimer, un ciak sul paziente fragile, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ASP di Agrigento. Arturo Cantella. Si è svolta sabato al Teatro Pirandello la manifestazione organizzata dall'ASP di Agrigento sotto la guida della dottoressa Eliana Gucciardino dal tema La malattia di Alzheimer, un ciak sul paziente fragile, che ha visto la partecipazione straordinaria dell'attore Paolo Ruffini, protagonista del film Perdutamente, un viaggio nel mondo della malattia fatto in tutta Italia con testimonianze dirette a chi soffre dell'Alzheimer e ai familiari che con essa ci convivono, curandone proprio i loro cari che ne soffrono. La manifestazione è iniziata con il saluto del sindaco di Agrigento Miccichè, del presidente dell'Ordine dei Medici Pitruzzella, del dottor Ercole Marchica, rappresentante dell'ASP, condotta da Simona Carisi. Nel corso della cerimonia una targa di riconoscimento allo stesso attore e ai produttori del film, gli agrigentini Tonino Moschetti e Angelisa Castronovo, della ULC Produzioni.
L'evento di oggi sul tema dell'Alzheimer ha il compito di riportare all'attenzione della collettività l'argomento delle malattie degenerative dell'anziano, in particolare l'Alzheimer, dopo più di 2 anni in cui la pandemia Covid-19 ha dominato la scena. La presenza di Ruffini qui è un modo proprio per rafforzare e definire in maniera chiara il ruolo importante di chi si prende cura del malato. Infatti il racconto in maniera netta mette in evidenza non un racconto di malattia, ma un racconto d'amore di chi si prende cura di loro, perché non dimentichiamo che il paziente perde sì la memoria, le funzioni cognitive, però rimane sempre la memoria affettiva e questo continua a darci una speranza. Come si svolge la manifestazione, il suo iter, come viene snodata? Avremo un primo momento con la proiezione del docufilm Perdutamente, segue un intervento con l'incontro con l'autore e con i produttori Will See, una consegna di targhe da parte dell'unità operativa malattie degenerative dell'ASP di Agrigento, farà seguito poi le relazioni di specialisti del settore, anche dell'intervento da parte del medico di medicina generale e l'intervento del caregiver che viene qui proprio a testimoniare le sue emozioni, le sensazioni. Questo è veramente un momento molto forte perché bisogna riconoscere il ruolo di chi si prende cura dei pazienti. Si chiama Perdutamente ed è un film che come sottotitolo ha non si guarisce dall'Alzheimer, non si guarisce dall'amore. È un film che abbiamo voluto realizzare proprio per sensibilizzare le persone su questa tragedia che grava su molte famiglie italiane. Sono 15 storie d'amore legate dall'Alzheimer. Ne esce fuori un'Italia bellissima, con un grande senso di solidarietà, di dignità e proprio d'amore. Alla fine quello che si riesce a capire è proprio questo, che le persone che soffrono di questa terribile malattia è come se a un certo punto decidessero di tenere attaccato un'affettività, un'emotività, un amore. Che messaggio lancia appunto questo messaggio? Lancia che forse il film racconta proprio che forse, anche se è desueto come concetto, forse siamo in questo mondo non tanto per vivere, ma proprio per amare. Ed è un concetto che di questi tempi diventa a volte, a forza di pensare che sia banale, alla fine oggi è semplicemente semplice. Da cosa nasce l'idea di questo film? Perché? Nasce dal fatto che quando ci ho messo 2 anni e mezzo a farlo, e ai tempi di Covid vedevo che c'erano tantissime persone che si occupavano di Covid, di malattie, ma nessuno si occupava della vita. E tutti quanti dicevano come fanno le persone che hanno un cane a portare fuori il cane, come fanno le persone a fare ginnastica, e nessuno si è occupato delle famiglie che versano in condizioni difficili con magari un problema neurologico o psichiatrico o di disabilità, e questo film vuole essere una semplice carezza. Il fatto che sei ad Agrigento ti hanno chiamato come testimone all'importanza. Sono lusingato, ero già stato qui proprio al Teatro Pirandello con Sogno di una notte di mezz'estate 3 anni fa. Sono solo felicissimo. Il problema è che quando vengo da queste parti non mangio mai, mangio poco, c'è sempre digiuno, nessuno ti offre da mangiare, nessuno ti invita. Questa è una cosa che in questa regione è molto difficile, dovete fare qualcosa. Vedete che insomma, ho mangiato solo 3 primi, 5 antipasti, 2 secondi e poi un parfait di mandorle che mi ha infarcito il Cannolo. Cannolo mi manca. Agrigento oggi testimonial di una giornata importante dove si discute dell'Alzheimer, Sindaco. Sì, l'Alzheimer è una patologia che è diventata ormai sociale, e la percentuale è altissima, forse non tutti lo sanno, ma è anche una piaga quindi della seconda età e ancora prima della terza età. È importantissimo che Agrigento ospiti questo evento che possiamo considerarlo anche cultura, perché la medicina a questi livelli è veramente cultura, e questo lo andiamo a ricollegare con la nostra candidatura di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Questa è un'occasione particolare, un'occasione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, e ringraziamo fortemente la dottoressa Gucciardino che ci ha consentito di portare avanti questa iniziativa con questo testimonial il cui nome riesce ad attirare anche altre persone che ordinariamente non verrebbero e che quindi ci serve proprio come indice di attrazione. Queste iniziative sono per noi vanto, noi ASP siamo sempre accanto a chi ci può portare anche nell'avvicinamento con il tessuto sociale, e quindi che dire, siamo qua, oggi siamo felici e speriamo che questa iniziativa sia solo l'inizio di una lunga serie. Molto diffusa ad Agrigento questa malattia?
Purtroppo l'Alzheimer, ma più che l'Alzheimer la demenza, ormai oggi con l'avanzare dell'età, con l'allungamento della vita, ci porta ad avere una maggiore incidenza di quelle che sono le patologie demenziali. E quindi oggi sono sempre più necessarie sia le strutture intermedie, oltre che l'intervento clinico vero, anche le strutture intermedie che possano dare un sollievo sociale e anche le strutture che possano andare a intervenire sui casi più avanzati. Sicuramente è un'iniziativa lodevole, perché sensibilizzare l'opinione pubblica, sensibilizzare l'assistenza di questa complessità di malattia è una cosa veramente lodevole, per cui sono contento di questo. Ecco, lei farà un'attenta relazione su un tema importantissimo, se magari ci anticipa le linee guida. Direi che è una relazione che già il titolo dice molto. Le malattie neurodegenerative, un viaggio nell'ignoto. Significa non abbiamo un punto fermo, significa che abbiamo molto ancora da capire e da scoprire, significa che lottiamo contro una malattia multifattoriale, per cui bisogna tenere conto di molteplici fattori che incidono e sicuramente aggravano la malattia. Ma la cosa che è più importante oggi è studiare il fenomeno della predemenza, cioè andare a ricercare i fattori, i biomarker per evidenziare un decennio prima la comparsa della malattia e quindi cercare di rallentarla il più possibile e quindi curarla nel migliore dei modi. Il commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Mario Zappia, e il presidente di Atifar Federfarma, Pietro Amorelli, hanno rinnovato il protocollo fino a maggio, un protocollo d'intesa che consente ai cittadini di prenotare le visite e gli esami specialistici ed effettuare il relativo pagamento dei ticket nelle farmacie aderenti. Le farmacie potranno effettuare le prenotazioni sia nelle strutture sanitarie pubbliche che tra gli specialisti accreditati esterni e contrattualizzati. Maltempo in Sicilia, allerta gialla, emergenza allagamenti. Le situazioni più difficili si registrano al momento nella zona di Erice e di Trapani, che questa mattina si è svegliata letteralmente sommersa. L'acqua ha raggiunto i 50 centimetri, mentre sono tantissimi gli androni dei palazzi, le attività commerciali e i piani attici allagati. A Trapani il sindaco della città ha disposto la chiusura delle scuole e ha invitato i cittadini a non uscire di casa. Le guardie WWF scoprono e filmano un incendiario a Sutera in provincia di Caltanissetta. Vediamo. In occasione di un servizio di vigilanza antibracconaggio tra San Cataldo, Serra di Falco, Mussomeli, notavamo una colonna di fumo. Ci siamo recati sul posto con l'auto di servizio e notavamo una macchina a bordo strada e successivamente una persona che continuava a dare fuoco. Abbiamo allertato subito il 1515 del Corpo Forestale, che dopo qualche minuto hanno mandato gli operai a spegnere il fuoco. Successivamente, assieme ai carabinieri del comando di Mussomeli, abbiamo identificato il soggetto che è stato denunciato per incendio. Il 26 settembre di 34 anni fa la mafia uccideva Mauro Rostagno, attivista e giornalista. C'è il servizio. 26 settembre, ecco il titolo del nostro notiziario. Agguato mafioso a Caltanissetta, ucciso un magistrato che avrebbe dovuto presiedere nella nuova corte l'appello al maxi processo di Cosa Nostra. Una dichiarazione del presidente della provincia regionale di Trapani, Mario Barbara. Forse sorriderebbe Mauro per questa coincidenza. L'anniversario del suo assassinio quest'anno cade all'indomani delle elezioni politiche più tragiche di sempre. Tragiche perché sullo sfondo hanno un possibile conflitto nucleare e forse Mauro sarebbe pure un po' scocciato di essere ricordato ogni anno come
una vittima di mafia, colpito perché bisognava chiudere quella bocca impavida e libera e quegli occhi troppo curiosi e grandi. Che ci sia stata, anche nel caso Rostagno, la solita vergognosa saldatura tra mafia di sotto e mafia di sopra, lo dicono la condanna all'ergastolo del boss Virga come mandante e le decine di depistaggi che hanno costellato i 30 anni trascorsi da allora. Il 26 settembre di 34 anni fa la mafia uccideva a Lenzi, frazione di Valderice, Mauro Rostagno, il giornalista e sociologo torinese. Quando è stato ucciso Mauro aveva 46 anni e già tante vite vissute alle spalle. L'ultima parte della sua vita a Trapani, dove arrivò dopo essere stato leader con Renato Curcio del 68 a Trento, dove da Torino si era trasferito per frequentare la nuova facoltà di sociologia. Presso l'emittente televisiva RTC Radio Telecine si riaccende la sua grande passione per il giornalismo. Rostagno inizia a denunciare le collusioni tra la mafia e la politica locale. La sua trasmissione segue tutte le udienze del processo per l'omicidio del sindaco di Castelvetrano Vito Lipari, nel quale erano imputati boss mafiosi Nitto Santapaola e Mariano Agate. Ma quanto di queste trame oscure aveva intuito Mauro Rostagno? È stato vittima di un omicidio preventivo per quello che da lì a poco si apprestava a rivelare che cosa conteneva la videocassetta con la scritta non toccare che conservava sulla scrivania e che dopo la sua morte scomparsa l'associazione Ciao Mauro, in collaborazione con Libera contro le mafie e Associazione 21, ha organizzato 2 giornate di iniziative in suo ricordo. A novembre invece si terrà la premiazione del concorso teatrale dedicato a Mauro Rostagno, promosso dall'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, cioè del pericolosamente rivoluzionario in Rostagno per la sua gioia di vivere, una gioia che non ha nulla a che fare con l'illusorio divertimento provocato dall'intrattenimento a buon mercato, sedativo e alienante, ma la gioia che piuttosto deriva dalla sensazione di vivere pienamente, facendo cioè perfettamente coincidere pensiero ed azioni. È una gioia rivoluzionaria questa, perché è incontrollabile, imprevedibile, destabilizzante, insomma inaccettabile quasi per chi detiene il potere e vuole dormire sonni tranquilli. I mafiosi insofferenti sono soltanto il gradino più basso della piramide. Ciao Mauro dunque quest'anno è dedicato al tema della pace che Mauro ha perseguito e difeso per tutta la sua vita, anzi in tutte le sue molteplici e affascinanti vite vissute. Non possiamo non soffermarci infine sulla mafia, scrivono gli organizzatori, nel nostro territorio ancora determinante, benché silente, insabbiata e sotto traccia. Lo facciamo dopo aver vissuto una intensa campagna elettorale in cui il tema è stato sottaciuto, mentre politici compromessi con la mafia e condannati con sentenze definitive tornavano a far sentire la propria voce e il proprio peso politico. Su questi temi e con queste riflessioni ricordiamo Mauro sulla collina, tenendo a mente la frase di Pippo Fava: a che serve vivere se non si ha il coraggio di lottare? Al Presidente Mario Barbara della provincia chiediamo, abbiamo appena ricevuto notizia questa notte di un gravissimo agguato con morte di altre 2 persone. Accade dopo 9 anni. 9 anni fa era stato ucciso il giudice Terranova e Lenin Mancuso. A 9 anni di distanza di nuovo la Sicilia funestata da un grave episodio di lutto e ancora un altro magistrato, il secondo in 10 giorni, considerando anche Giacomelli. Sicilia in bolle, 8ª edizione, degustazioni, convegni, confronti tra produttori e addetti al settore, protagoniste le aziende pronte a far degustare le loro ultime annate di spumanti e vini frizzanti. L'iniziativa è organizzata dalla delegazione AIS, Associazione Italiana Sommelier di Agrigento e Caltanissetta. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via la 3 giorni dedicata al vino siciliano, Sicilia in bolle, organizzata dall'AIS, Associazione Sommelier di Agrigento, finalizzato appunto alla promozione degli spumanti e dei vini frizzanti siciliani, che ha visto la partecipazione di tantissime cantine regionali e non. Il primo giorno di apertura si è svolto un interessante momento, un convegno sulle bollicine al femminile plurale e la workshop Spumanti, metodi e territori a confronto declinati al femminile.
organizzata in collaborazione con l'Associazione Le Donne del Vino di Sicilia. L'iniziativa ha visto anche il debutto del presidente regionale dell'Associazione Sommelier di Sicilia, dell'Agrigentino, Francesco Baldacchino. Io non dimentico assolutamente le mie radici e io sono diventato presidente regionale grazie a quello che abbiamo fatto in delegazione qui ad Agrigento, delegazione di Agrigento Caltanissetta. Sì, oggi diamo il via a questa 8ª edizione di Sicilia in Bolle e lo facciamo con un interessantissimo convegno insieme all'Associazione delle Donne del Vino, perché volevamo anche noi attenzionare la produzione del vino, in questo caso dello spumante, proprio al femminile. Lo faremo con loro, dopo seguirà una masterclass proprio dedicata all'Associazione Donne del Vino con 9 spumanti di loro associati in degustazione. Questo per quanto riguarda la prima giornata. Domani il tutto proseguirà con una masterclass sullo champagne. Di mattina saremo al Madison, il pomeriggio 2 focus importantissimi su 2 aziende che producono spumante siciliane come Firriato alle 16 e poi seguire quella di Murgo con prodotti in degustazione veramente molto interessanti. La cena di gala sarà fatta al Madison quest'anno domenica sera, ancora abbiamo gli ultimi posti con lo chef Gambuzza e Zambuto che cucineranno un grandissimo menù di sicuro. Poi infine la giornata conclusiva, quella che chiude questa kermesse di 3 giorni, lunedì con il pomeriggio la masterclass sui vini rifermentati, sugli spumanti rifermentati in bottiglia. E poi chiudiamo con il clou della manifestazione con i banchi d'assaggio dalle 19 in poi, sempre al Madison, con 50 aziende che saranno presenti, una cinquantina, lo champagne anche lì che ci allieterà insieme alle produzioni locali, poi il party finale, insomma la festa finale che durerà sino a notte. Ecco, oltre al programma, l'importanza di questo evento ai fini anche della promozione, qual è, Presidente? È stato quello sin dall'inizio di valorizzare sempre più gli sfumanti e quindi le bollicine in generale, le bollicine siciliane. Devo dire che noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo. Io ricordo che la prima edizione avevamo difficoltà a trovare aziende che producessero questa tipologia di prodotto. Ma adesso invece sono tantissime. Penso che un piccolo merito lo abbiamo avuto pure noi, la nostra manifestazione in 8 anni è cresciuta tantissimo, adesso siamo attenzionati anche a livello nazionale e lo testimonia quest'anno la presenza di produttori di champagne. Gli altri anni abbiamo avuto alcuni consorzi importanti come Atalanga e Trento Doc e per i prossimi anni, anzi per il prossimo anno già abbiamo grosse sorprese e novità in cantiere. È l'edizione numero 8, la manifestazione cresce, quest'anno un focus dedicato alle donne che apre proprio le porte di Sicilia in Bolle. Le nostre donne dell'Associazione Donne del Vino, di cui faccio anche parte, sono proprio una socia giornalista, ci accoglierà, darà il benvenuto a tutti coloro i quali vorranno ascoltare le declinazioni al femminile delle bollicine. Faremo questa ricerca, prima ne converseremo e poi degusteremo attraverso la masterclass tenuta dalla vicepresidente dell'Associazione Italiana Sommelier, Maria Grazia Barbagallo, che a livello regionale ha appena avuto questo incarico. Quindi sarà tutto un nuovo inizio, 3 grandi giorni ci aspettano all'insegna delle bollicine siciliane, ma anche lo champagne che sarà il partner di quest'anno, quindi ci sarà tanto da seguire e soprattutto da degustare. Ecco, come associazione sommelier le donne hanno molto, sono in gran numero, quindi vuol dire che hanno una grossa affinità alla gustazione del vino, alla degustazione del vino. Sì, esattamente, la presenza femminile è un trend in crescita in tutte le varie delegazioni siciliane, abbiamo potuto osservare come molte ragazze, molte donne si avvicinano a questa esperienza degustativa da un punto di vista professionale. Abbiamo tantissime donne che hanno voglia di fare le sommelier, le agronome, le enologhe, le giornaliste di vino e devo dire che riescono anche particolarmente bene. Chissà perché, questo ancora lo dobbiamo scoprire, probabilmente dietro
dietro c'è metodo e grande sensibilità. È anche bella questa idea quest'anno di abbinare le donne col vino, che Sicilia in Bolle, diciamo, ha voluto fare. Beh, è stata semplicemente un'osservazione del nostro territorio, ci siamo resi conto che c'è veramente tanto al femminile, tantissime aziende guidate e capitanate da donne, tantissime etichette che nascono dedicate alle donne, per cui era necessario un focus di approfondimento e quest'oggi sarà proprio l'occasione giusta. Il tuo compito? Io modererò innanzitutto il convegno che apre proprio, dà il benvenuto a chi vorrà stare con noi per questi 3 giorni e quindi il convegno femminile plurale tocca a me introdurre, guidare un po' le esperienze di tutte le varie donne e poi sarò al fianco di Maria Grazia Barbagallo insieme alla mia presidente Donne del Vino Roberta Urso per continuare il dialogo con il calice in mano. Parliamo di questa vostra presenza qua a Sicilia in Bolle 2022, di questo convegno che state organizzando, che farete? Allora, noi siamo felicissime di essere state coinvolte da AIS Sicilia ad inaugurare l'8ª edizione di Sicilia in Bolle, che parte proprio oggi qui da questo albergo, in questo scenario bellissimo della Scala dei Turchi, parlando di bollicine al femminile. D'altronde io penso che la bollicina e il vino quindi spumante o frizzante siano da sempre sinonimo di non solo convivialità, quindi festa, ma anche di classe, eleganza, estroversione, fantasia, passione, tutte componenti che così caratterizzano ognuna di noi donne del vino, che stasera racconteremo di questa categoria particolare di spumanti declinando il tema a seconda delle nostre professionalità, quindi parlerà l'enologa, parlerà l'agronoma, parlerà la sommelier, ma anche la produttrice, quindi sarà un viaggio attraverso il racconto, che è quello poi che alla fine il consumatore, il wine lover ama, perché scoprire tutto ciò che c'è dietro una bottiglia di vino poi rappresenta l'essenza del vino stesso. Ecco, questa passione delle donne per il vino e verso l'associazione sommelier è costante, in continua crescita. Ecco, come lo spiega, Presidente? Assolutamente sì, consideri che nasce l'Associazione Nazionale delle Donne del Vino nel 1988, quando le promotrici erano pochissime, erano una ventina, erano tutte produttrici, però avevano un obiettivo che rimane uno di quelli centrali, quello di promuovere proprio sempre di più la presenza della donna a vario titolo nel business del vino. Oggi siamo 1002 in tutta Italia, ogni regione ha una sua delegazione, poi c'è una presidente nazionale, quindi in ogni regione, come nel mio caso, c'è una delegata, poi le delegazioni possono essere più grandi, più piccole. Io con grande orgoglio dico che la delegazione Sicilia è cresciuta tantissimo, siamo 64, siamo tutte molto motivate, siamo una bellissima squadra e facciamo tante attività, quindi non solo promuovere vino e territorio, e quindi tra di noi moltissime sommelier, anche sommelier AIS, tra cui la nuova vicepresidente Sicilia che è Maria Grazia Barbagallo, Tiziana Gandolfo ed altre, ma ecco, facciamo anche tante attività nei confronti dei giovani per professionalizzarli e trovare loro quindi una collocazione nel mondo del lavoro, in questo caso nel business del vino, in particolare nell'enoturismo. Siamo accanto alle donne in difficoltà e quindi adesso abbiamo un altro progetto che riguarda la destagionalizzazione delle attività siciliane, facendo rivivere i borghi e mettendo in rete anche i produttori di eccellenze e gli artigiani. Questo è un progetto che partirà a breve, quindi tantissime sono le attività che ci vedono in prima linea, alcune di nostra iniziativa, altre di iniziativa nazionale. Quest'anno il tema è Donne, Vino e Futuro, quindi questa prospettiva verso il futuro è importante dopo 2 anni di stop in cui comunque non ci siamo mai fermate, e quindi tante idee, progetti sempre nell'ottica del lavoro di squadra. Per la sua esperienza di Presidente, le donne che tipo di vino preferiscono? Ma diciamo che e gustibus disputandum non est, quindi fuori dai luoghi comuni vogliamo superare questi limiti di genere. Il vino che piace è quello che è più nelle nostre corde e che sentiamo all'interno del nostro cuore. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Intrattenimento e raccolta fondi sabato scorso al Piazzale Caos di Agrigento, concerto di Marco Floris e mostra di artigianato locale. Vediamo. Si è svolto giorno 24 alle ore 21 presso il caffè letterario Luigi Pirandello nel Piazzale del Caos una serata e raccolta fondi per l'associazione animalista Amico Zampa Cerri e per il ripristino del caffè letterario incendiatosi qualche giorno fa. Tra gli ospiti d'eccezione previsto il cantante Marco Floris e la Grit Music Band. L'iniziativa è stata presentata da Giuseppe Pumo.
Siamo qui, ringrazio chi ci ha ospitato in questa serata, ringrazio il dottore Barone dell'Associazione Il Cerchio, nonché gestore del caffè letterario. Noi siamo la Great Music Band, che è una costola dell'associazione Great Sport Music Event CSD, che si occupa di attività culturali, musicali e di intrattenimento. Qui abbiamo il dottor ingegnere Barone che dirà alcune cose per cui siamo qui questa sera, con lo scopo di dare un contributo sia a un'associazione animalista di cui io ne sono volontario e vicepresidente, e aiuteremo per quanto possibile anche il dottore Barone per causa l'incendio che c'è stato qualche tempo fa, qualche mese fa, è andato parzialmente distrutto. Il tempo e lo spazio non si possono fermare. La stessa sera dell'incendio che abbiamo subito il 12 di agosto di quest'anno, il giorno successivo era programmato un incontro importantissimo su questo palco, addobbato per l'occasione, per un evento importantissimo di carattere musicale, e così lo abbiamo svolto e così il pubblico ha apprezzato la nostra scelta. Il tempo non si può fermare, lo spazio nemmeno. Poi abbiamo fatto altre iniziative di beneficenza come quella di stasera, raccolta fondi straordinaria ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle imposte dirette, perché è giusto fare così, perché bisogna spingere le autorità locali a cercare di capire che la città non vuole che questo parco caffè letterario Luigi Pirandello si fermi. È stato lo stesso sindaco, anzi, a darci questo input affinché poi tutti si possano muovere sulla stessa linea. La prima associazione che ha contribuito realmente è stata l'associazione di Agrigento John Belushi, con una proiezione durata circa un'ora e mezza, molto intensa e nuova tra l'altro sul mercato, e ha avuto un certo applauso e un certo riscontro di carattere anche economico. Siamo riusciti a riattivare una parte dell'impianto elettrico e una parte dell'impianto idrico, e li ringraziamo. Questa sera abbiamo invece l'onore di avere questo concerto, che più che altro è una serata di intrattenimento in tutti i sensi, affinché il pubblico possa provare il senso dello svago. Qui a 2 passi dalla casa di Luigi Pirandello, siamo a 50 metri, su questo palco meraviglioso, e con il caffè letterario che è una promanazione delle iniziative, perché come diceva oggi il nostro amico Andrea, il caffè letterario non è uno spazio solo fisico, ma è uno spazio mentale che dura ormai da 22 anni e che è pieno di iniziative che cercano di portare sia i turisti sia i residenti sul livello di gusto di tutto ciò che ci circonda. Quindi io vi ringrazio e ringrazio della loro prestazione di intrattenimento, perché il pubblico non attende che altro che questo stasera. Il clima è eccezionale, siamo entrati in autunno da circa un giorno e siamo contenti di iniziare questa ripresa lenta del caffè letterario, perché i lavori saranno lunghi, i danni sono eccessivi. Non è stato nulla di doloso, era di giorno, eravamo presenti turisti di Asti, c'ero presente io che facevo da guida, però ci sono delle responsabilità oggettive, perché purtroppo gli alberi vanno curati, come siamo noi a essere curati, gli uomini, le donne, gli animali, le piante, e fra queste piante gli alberi ad alto fusto, e tra l'altro alberi particolari che sono alberi di pino che portano sui marciapiedi migliaia, per non dire milioni, di aghi che sono infiammabilissimi. E ciò è stata una causa che stanno appurando le autorità,
i carabinieri, la magistratura, però dalle immagini si vede che non appare che le responsabilità oggettive degli enti che dovrebbero badare a queste pulizie. Sarà una figata, sai, come dice Vasco, sorridere dei guai, ed è proprio vero, amico, ormai lo sai, non temere più, tu guarda. Progetto Don't Touch contro la violenza sui minori stranieri. La premiazione delle scuole vincitrici si è svolta sul palco della 25esima edizione del Couscous Fest di San Vito Lo Capo. Sono 2 le scuole della provincia di Agrigento, il Liceo Crispi di Ribera e l'Istituto Superiore Odierna di Palma di Montechiaro a vincere. Vediamo. 2 gli istituti agrigentini premiati con il premio Don't Touch. La premiazione è avvenuta al Couscous Fest. L'Istituto Crispi di Ribera ha vinto il contest Violenza e Migrazione, il terzo posto per l'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro. L'iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Badia Grande nell'ambito del progetto Don't Touch contro la violenza sui minori stranieri agli istituti superiori partecipanti al contest era stato richiesto di proporre il nome e realizzare graficamente il logo dell'app antiviolenza e del portale web multilingue dedicato al progetto. Il primo premio, una targa ricordo, è stata ritirata dalla professoressa Pasqua Gentile insieme a tutta la classe. Le alunne dell'Istituto Crispi di Ribera, con l'ausilio degli insegnanti, hanno realizzato un logo intitolato Prendimi per mano. La seconda classificata è stata la classe quarta del liceo scientifico P. Ruggeri di Marsala con il logo Lontani ma vicini, la terza classificata la classe seconda G dell'Istituto Superiore Giambattista Odierna di Palma di Montechiaro. Il premio è stato ritirato dalla professoressa Giulia Maria D'Amico e dall'alunna Zaira Scalano. La classe ha realizzato un fior di loto stilizzato con all'interno parole che richiamano all'accoglienza. CAR, prendersi cura, anagramma di cultura, accoglienza e reciprocità. Il microfono innanzitutto mi dovrebbe dire nome, cognome e istituto. Giovanna Cavaleri dell'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro. Com'è andata questa esperienza del progetto Don't Touch nella vostra scuola? Tanto è stata un'esperienza che ha portato a riflettere, è stata un'esperienza sicuramente formativa che rientra esattamente con il curriculum scolastico ed è stata una bella esperienza vissuta con serenità dai ragazzi, rientra nel curriculum sicuramente di educazione alla cittadinanza e educazione civica. Abbiamo fatto diversi step perché è durato per più di quasi un trimestre. Siamo partiti dalle cose più semplici, il brainstorming con i ragazzi, abbiamo riflettuto sulla tematica, anche dal punto di vista tecnico come dovesse o potesse utilizzare una app, e poi abbiamo riflettuto sulla tematica della marginalità, dell'emarginazione, dell'emigrazione, del nostro territorio, perché in questo territorio è fortemente incanalato in questa problematica o tematica in questo caso. È stato un arricchimento comunque reciproco, sia i ragazzi sia i ragazzi che poi vengono ospitati. Assolutamente sì. Intanto aprire le porte, perché questa è la tematica più importante, non guardare solo il proprio io. E ricordiamo che stiamo uscendo anche da una situazione pandemica dove erano i ragazzi chiusi a casa e hanno dovuto ragionare in maniera diversa, anche pensare tra chi viene accolto questo interscambio. Alla fine che cosa avete prodotto? Mi racconti il logo che avete realizzato? Allora, il logo alla fine è stato un logo molto semplice, era un fior di loto stilizzato, però non semplicemente un fior di loto, ma perché all'interno di questo fior di loto vi erano diverse parole, scritte piccoline ma diverse parole che richiamano l'accoglienza. Il logo era accompagnato proprio dal tema, dal titolo, loro avevano scelto CARE, che vuol dire prendersi cura. CARE in automatico è anche un anagramma, perché CARE sta da
benefici di cultura, accoglienza, reciprocità, emarginazione, quindi educazione, quindi hanno veramente messo tutta la creatività, anche accompagnata dai nostri docenti di arte, di lettere. Un lavoro è stato anche interdisciplinare. Quindi è stato un arricchimento? Assolutamente sì, un arricchimento che rientra perfettamente nella componente scolastica, perché adesso noi ragioniamo con competenza, cioè non si tratta di contenuti che andiamo a buttare nella scuola, ma di competenze che i ragazzi hanno, e questa è stata perfettamente una situazione compito. Si dovrebbe dire nome, cognome, la scuola e Sì. Ok. Tengo io il microfono. Direttamente? Sì, sì. Quando dici tu. Possiamo andare. Allora, io sono la professoressa Gentile Pasqua, sono una docente dell'Istituto Crispi di Ribera, del Liceo delle Scienze Umane, opzione economico-sociale. Ok. Con quale classe siete arrivati primi al concorso Dontaci? Sì, siamo arrivati primi con la classe seconda LES, appunto Liceo delle Scienze Umane, opzione economico-sociale. Com'è stata questa partecipazione? Che cosa ha rappresentato per gli alunni? E allora è stata davvero una partecipazione importante, proprio perché le ragazze hanno accolto con entusiasmo l'idea di mettersi in gioco in questo progetto. Consideriamo che sono ragazze di secondo anno, quindi ancora forse un po' piccole, però veramente hanno mostrato molta sensibilità, ma anche senso di responsabilità, quindi veramente sono soddisfatta, insomma, del lavoro che hanno fatto. Che cosa avete rappresentato? Che logo è uscito fuori dal vostro lavoro sul progetto Dontaci? Allora, come ho detto poco fa, le tre parole che hanno fatto da guida sono accogliere, proteggere e accompagnare, e quindi poi siamo arrivati, le ragazze sono arrivate alla realizzazione di questo logo proprio perché innanzitutto il primo momento, secondo noi, quello fondamentale è il momento dell'accoglienza, quindi un minore straniero ha bisogno prima di tutto di essere accolto e quindi di trovare una casa che lo protegga, perché arriva da noi con un bagaglio di esperienze traumatiche e quindi veramente deve trovare un ambiente favorevole, un ambiente che lo protegga, che lo tuteli. E qui il simbolo della casa. Poi abbiamo voluto mettere al centro proprio il prendimi per mano e abbiamo voluto evidenziare la parola mi, la sillaba mi, proprio per indicare il minore, per mettere al centro sempre il minore, perché l'attenzione va al minore, e poi le due mani che tendono di prendersi, proprio perché il minore ha bisogno di un adulto che non solo lo protegga ma che poi lo accompagni nel suo percorso di crescita, per far sì che possa, diciamo, non dimenticare, però comunque riuscire come dire, a condurre una vita serena, a crescere in maniera serena. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.